l'Udinese lotta, mai si arrende. Udine top anche nel basket, il cuore si accende. Cividale, grinta e passione. Volley, Palmerston, svola, che emozione. L'agenda chiama, resta con noi. Friuli Sportivo, siamo eroi. Risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Amici di Tutto Udinese, siamo in onda anche quest'oggi, venerdì 25 aprile, con l'agenda. Mi hanno lasciato soletto in questo studio, ma non vi lasciamo soli, noi di Tutto Udinese, perché l'agenda va in onda anche quest'oggi, in un giorno festivo. Parleremo come sempre di tutto lo sport friulano, dal calcio al basket. Sono solo in studio, ma non nella trasmissione, perché saluto il nostro ospite collegato da casa. Ciao Francesco. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ecco, sarà un fine settimana comunque intenso, si gioca in realtà domenica giocheranno prima al basket questa settimana, perché scenderanno in campo Webb e Apu domenica, ne parleremo, ma lunedì invece sarà la volta dell'Udinese, un Udinese reduce da 5 sconfitte consecutive, l'ultima quella maturata mercoledì scorso contro il Torino. Lunedì ci sarà una bella sfida interna contro un Bologna lanciatissimo in campionato, un Bologna che è in corsa addirittura per la Champions League e che ieri ha ottenuto la qualificazione per la finale di Coppa Italia. Francesco, mi viene da dire una partita dall'esito scontato, non so cosa ne pensi tu. Io sono molto pessimista a riguardo. Sì, visto un po' anche il momento da cui arrivano le due squadre, non c'è da essere molto ottimisti, perché appunto il Bologna arriva un po' sulle ali dell'entusiasmo, sia dopo la vittoria contro l'Inter, sia con la qualificazione in finale di Coppa Italia. L'Udinese invece sì, arriva da queste 5 sconfitte che hanno dimostrato appunto anche un atteggiamento un po' balneare, io direi, quasi ormai vacanziero, perché dopo la salvezza ottenuta si è visto un Udinese troppo remissivo, troppo intento ad accontentarsi, senza proporre, senza dare nuove idee. Si è visto benissimo in campo. Sì, sono d'accordo, alla fine è un po' questo il filo conduttore, è stato un po' questo il filo conduttore delle ultime gare. Forse, secondo me, come abbiamo già avuto modo di dire anche a Torino, forse è stata una partita un po' diversa rispetto alle ultime, perché comunque se andiamo a vedere le occasioni probabilmente l'Udinese non meritava di perdere. Però mi ricollego al discorso che hai fatto tu di un Udinese in vacanza. Te lo fanno capire certe cose, i 2 regali, perché alla fine sono stati 2 regali quelli che l'Udinese ha fatto al Torino. Un Torino che non ha fatto nulla di eccezionale per vincere la partita, a mio modo di vedere, ma ha beneficiato di 2 regali, il primo di Lovric, il secondo di Solé. E mi viene da dire, se anche Solé inizia a sbagliare, no? Che è un giocatore che fino adesso ha sempre fatto bene dal suo arrivo, non tira una bella aria. Sicuramente sarà una partita difficile, come hai detto tu, un Bologna che comunque arriva a Udine carico, con entusiasmo, e appunto prevedo tante difficoltà per l'Udinese, che però secondo me è chiamata ad una reazione di orgoglio davanti al suo pubblico. Tra l'altro l'ultima partita casalinga è coincisa con una sconfitta netta per 4-0 contro il Milan. Credo che qualcosa da restituire al proprio pubblico l'Udinese ce l'abbia. Ecco, io mi appello a questo, a un moto d'orgoglio, diciamo così, no? Della squadra, che non so se abbia toccato il fondo, per me anche sì, insomma, per quello che abbiamo visto, però adesso deve cercare di rialzarsi, no? Deve farlo almeno per finire in maniera decorosa una stagione
che fino a questo momento, no, fino a 5 giornate fa, era stata assolutamente positiva, come più volte ne avevamo parlato durante le nostre trasmissioni. Sì, c'è ancora benissimo la possibilità di finire in crescendo. Forse Rounic un po' si aspettava già questa flessione quando invitava anche i giornalisti a non parlare di Europa, a tenere comunque i piedi per terra. E, come hai detto giustamente tu, comunque l'Udinese deve un po' dare un qualcosa al suo pubblico che nelle ultime partite in cui è stato presente non ha goduto di un bello spettacolo, considerando anche l'apporto dei tifosi che non è mai mancato in nessun momento della stagione. Quindi l'Udinese sì, deve assolutamente un po' trovare un moto d'orgoglio, far tesoro anche delle sconfitte che ha subito, e magari ripartendo da alcune cose buone che si sono viste appunto con il Torino. Sì, parliamo di rose a questo punto. Chiedo al nostro Massimo in regia di proporci le grafiche che abbiamo a riguardo, per quanto concerne soprattutto le disponibilità in casa udinese, quindi e anche quelli che possono essere i possibili ballottaggi, no, in vista del match casalingo di lunedì. Come possiamo vedere, mancherà ancora Thauvin, ancora le prese, no, con questa fascite plantare che lo tiene lontano dai campi ormai da un bel po' di tempo, e Zemura non sarà della gara, così come ovviamente il lungodegente Touré e Lucca, che ancora le prese, no, con questo trauma distrattivo al polpaccio sinistro. Le buone notizie, se vogliamo, sono arrivate invece dal ritorno di Davis nella gara contro il Torino. L'attaccante inglese potrebbe rappresentare un elemento importante, secondo me, da qui a fine stagione. L'ho sempre detto, se questo giocatore sta bene fisicamente, per me è anche più forte di Lucca, cioè dovrebbe giocare titolare sempre, secondo me. Il problema è che è stato bene poche volte fino a questo momento. Contro il Torino abbiamo visto il tipo di apporto che questo giocatore è in grado di dare. Parlando però di probabili formazioni per lunedì, non mi sento di indicare Davis come possibile titolare, appunto per il fatto che, di cui parlavo prima, non sappiamo effettivamente come stia, quanti minuti abbia nelle gambe, e quindi nella grafica che abbiamo preparato abbiamo deciso di mettere Iker Bravo come titolare. Sì, lo spagnolo è stato un po' deludente nelle ultime prestazioni. Diciamo che Rounic gli ha spesso cambiato anche ruolo, l'ha fatto agire come seconda punta, l'ha fatto agire come prima punta, ma non ha ancora dato quelle risposte che un po' anche, insomma, tutti ci aspettiamo da un giocatore che di talento ce ne ha, ma non è ancora riuscito appunto a metterlo in mostra. Quindi ecco, questo è un ballottaggio là davanti. In difesa invece il grande assente di giornata sarà Jacabiol, che si è preso la munizione nel match contro il Torino, tra l'altro una munizione per proteste a partita finita che poteva insomma risparmiarsi, che gli è costata oltre a 1.500 euro di multa anche la squalifica appunto in vista del Bologna. A questo punto molto probabilmente, qualora Rounic dovesse confermare la difesa a 4, sarebbe Christensen a prendere il posto del difensore sloveno in coppia con Solé. Teniamo aperto un ballottaggio che secondo me, per come la vedo io, è un ballottaggio sbilanciato dalla parte del danese, quello con Cabasele e quello con Giannetti. Ecco, diciamo che sono in 3 per un posto, ma con Christensen favorito. Per il resto questo dovrebbe essere l'impianto che Rounic deciderà di mandare in campo, quindi come possiamo vedere, no, una formazione, Francesco, che per 10 undicesimi è quella scesa in campo contro il Torino. Ti chiedo, è una formazione che ti piace o avresti optato per qualche altra scelta? Beh, le scelte di formazione sono un po' anche dettate da quelle che abbiamo visto, che sono un po' le contingenze con cui deve affrontare la partita Rounic. Il problema, secondo me, è che la difesa sta concedendo un po' troppo nelle ultime partite.
perché se pensiamo ha subito 10 gol nelle 5 sconfitte, nella striscia di 5 sconfitte, di cui 6 sono arrivati soltanto nelle ultime 2 partite. E poi in attacco, sì, abbiamo visto un Bravo che al momento è stato sul serio deludente. Secondo me Runjic non vuole anche rischiare Davis per non fare un po' come aveva fatto già con l'attaccante inglese, cioè rischiare poi di procurargli un altro infortunio che sarebbe quanto mai deleterio a questo punto. E di conseguenza, sì, anche l'attacco ha bisogno comunque di una risposta che non era arrivata neanche da Luca quando ha giocato, perché appunto sempre tenendo come riferimento le ultime 5 partite c'è stato soltanto un gol e tra l'altro segnato da Solé. Esatto. Esatto, sì, hai detto bene. È una squadra che fatica non tanto a creare, perché comunque anche contro il Torino, per dire, le occasioni le abbiamo avute, quanto piuttosto a buttarla dentro. Prima, cioè, basti pensare che, per dire, Luca adesso è infortunato, ma non segna, no, dal famoso caso del rigore di Lecce. Toven sappiamo quanto questo giocatore sia importante per noi ed è un'assenza che ovviamente manca. Io credo che Davis potrebbe essere sicuramente un giocatore in più da qui alla fine, senza dimenticare anche lo stesso Sanchez, che comunque contro il Torino ha giocato una decina di minuti, è tornato in campo anche lui dopo tanto tempo, quindi forse pian piano comunque Runjic qualche pezzo lo sta recuperando. Ovvio che bisogna trovare la soluzione per cercare di essere più cattivi sotto porta magari. Questo forse è quello che è mancato nelle ultime partite. Mi ricollego, no, sempre al discorso che facevi tu a inizio puntata del fatto di un Udinese balneare. Anche da questo lo si capisce, no? Il gol sbagliato da Lucca contro in una delle ultime partite contro il Genoa a porta vuota è sinonimo di una squadra che secondo me non ha più quella cattiveria che ci metteva 2 mesi fa in campo, no? Non ha più quella concentrazione, un gol che 2 mesi fa Luca avrebbe fatto ad occhi chiusi, quello lì. E invece anche questi sono sinonimi, no, di un periodo così, di un periodo dove non tutto va per il verso giusto, ma anzi, insomma, tutto sembra andare per il verso sbagliato. Quindi questo è il punto in casa udinese. In casa Bologna invece, giusto un accenno sulla situazione in casa Bologna, ne abbiamo parlato prima, una squadra in fiducia che ha battuto l'Inter in campionato, che ha guadagnato l'accesso alla finale di Coppa Italia che disputerà contro il Milan. Una squadra che si presenterà di fatto a Udine quasi a ranghi completi, perché mancheranno solamente 3 giocatori, Holm fermo per un risentimento al polpaccio sinistro, Ferguson che dovrebbe rientrare a fine mese ma molto probabilmente salterà la gara contro l'Udinese, e lo stesso Casale, anche lui dato sulla via del ritorno a fine mese, ma non sarà molto probabilmente della partita. Bologna che, come abbiamo detto, ha giocato ieri, ha avuto un giorno di riposo in meno dell'Udinese in vista della partita di lunedì sera. Ripeto, una bella squadra questo Bologna. Sinceramente mi ha sorpreso, ti devo dire, perché quest'estate, quando partirono Zirkzee e Calafiori, 2 giocatori importanti, mi aspettavo che il Bologna non facesse così bene. Tra l'altro con un allenatore come Italiano che sì aveva fatto bene alla Fiorentina, ma forse anche con qualche ombra, no? Invece il tecnico è riuscito subito a imporsi al posto di Thiago Motta e secondo me sta facendo ancora meglio di quanto aveva fatto Motta sulla panchina del Bologna la scorsa stagione. Tanti giocatori importanti, uno su tutti Orsolini, che secondo me è un mistero come non venga convocato in nazionale. Ma insomma, non dimentichiamo poi altri giocatori di assoluto valore, dal centrocampo all'attacco. Possiamo fare alcuni nomi, insomma, Beukema, Freuler, lo stesso Dominguez, che è un giocatore che mi piace molto, là davanti, esatto, tra Castro e Dallinga comunque c'è una buona scelta. Non so se anche a te ti ha sorpreso questo Bologna così in alto in questa stagione.
Sì, secondo me, cioè, sono d'accordo, nel senso è forse la sorpresa più eclatante di questa stagione, perché non ci si aspettava dopo una stagione che sembrava veramente irripetibile quella scorsa, non ci si aspettava che potessero replicare una prestazione del genere e addirittura, come hai detto tu, migliorarla, perché effettivamente probabilmente sulla carta la squadra di Bologna si è anche un po' indebolita con le partenze e poi il cambio di allenatore chiaramente anche ha bisogno di un periodo, diciamo, di assestamento. Invece questo periodo di assestamento è stato abbastanza rapido, tanto è vero che appunto è a ridosso della zona Champions di nuovo e sarebbe veramente una bella notizia per il Bologna e penso anche per tutto il campionato, perché alla fine penso che delle squadre così, anche diciamo cosiddette piccole come possono essere provinciali, anche appunto come può essere l'Udinese, è sempre bello far vedere anche in Europa lo stato del nostro movimento. Sì, sono assolutamente d'accordo. Una bella realtà quella del Bologna, che forse, no, sta ricalcando un po' le orme dell'Atalanta, no, come tipo di percorso anche di crescita. Mio modo di vedere ricorda molto quello dei bergamaschi. E, ripeto, sarà una gara difficile, quella di lunedì. Speriamo, come ho già detto in precedenza, speriamo almeno in un moto d'orgoglio da parte della squadra, perché la situazione dopo 5 sconfitte non è della più rosea, si iniziano, no, a sentire anche delle voci attorno al futuro di Runic, che fino a un mese fa era, no, bello saldo in panchina, adesso si inizia a sentire qualche voce. La parola comunque, l'ultima parola la darà sempre il campo e vedremo, insomma, il campo è rettangolare, come si dice, la palla è rotonda, quindi alla fine sarà quello a mettere il suo giudizio, al di là di quelli che possono essere i pronostici. Cambiamo ora argomento e passiamo al basket, perché abbiamo detto che l'Udinese giocherà lunedì sera, ma ancora prima scenderanno in campo Apu Udine e Web Cividale. Sarà una giornata di festa, no? Quella di domenica per l'Apu. Partiamo dalla squadra bianconera, vincitrice del campionato, che affronterà per l'ultima gara della stagione tra le mura amiche la Mutua Torino, no? Quindi una partita che conta poco a livello di classifica, ma ci sarà la grande festa poi post partita con tanto di DJ e animazione per festeggiare questo grande traguardo che è quello dell'ottenimento della massima serie dopo 16 anni. Prima di farti fare un commento su quella che sarà la partita che l'Apo andrà a disputare, chiederei al nostro Massimo in regia di metterci le parole rilasciate in conferenza stampa dall'assistant coach Gerosa. Coach, ci siamo, ultimo appuntamento della stagione, si chiude in casa un percorso straordinario, è arrivato anche il momento poi di festeggiare, poi ci sarà la premiazione dopo aver raggiunto un obiettivo che veramente rende storica anche questa stagione. Sì, sì, ci siamo comunque allenati bene questa settimana, con serenità, ma ci siamo allenati bene, vogliamo onorare fino alla fine il campionato e soprattutto la cosa bella è che abbiamo la possibilità di chiudere in bellezza il campionato in casa, davanti al nostro pubblico e quindi cercare chiaramente di portare una partita migliore che possiamo fare per poi lasciarci nei vari festeggiamenti di fine stagione da questo bellissimo e grandissimo obiettivo. E l'altra cosa per chiudere il campionato in casa è che possiamo chiudere davanti al nostro fantastico pubblico che non ha mai mancato nel suo appoggio in tutto e per tutto durante la stagione e il loro affetto che veramente ci ha dato sempre grande energia in tutte le situazioni, in tutti i momenti. E chiudere onorando al meglio il campionato contro un avversario come Torino, che è una delle squadre più in forma in questa seconda parte di stagione. E Sì. quindi è questo anche un po' l'obiettivo, no? Sì, Chiudere certo, al meglio. perché noi arriverà sicuramente una squadra agguerrita che vorrà portare a casa 2 punti perché gli servono anche per cercare di sperare di mettersi nel miglior modo possibile nella griglia play-in o play-off
senza dimenticare che è stata sicuramente una delle formazioni di gironi di ritorno, ha fatto più punti, è stata più continua, ha fatto 7-8 vittorie di fila, quindi insomma sicuramente arriva una squadra in forma, in gas, in fiducia e che vorrà portare a casa i 2 punti prima possibile. Eccoci tornati in studio. Francesco, al di là di quello che sarà il clima di festa, no, che alimenterà il Carnera, ti aspetti comunque una partita vera in campo tra le due formazioni? Sì, senza dubbio, perché Udine tra l'altro vorrà confermare il fortino del Carnera, che l'ha vista perdere soltanto una volta, e c'è la possibilità anche di migliorare la percentuale di vittorie in assoluto in tutta la stagione. Penso che sia una partita vera, assolutamente, anche perché come ha detto l'assistant coach, Torino è una delle migliori squadre almeno nel girone di ritorno. Con coach Moretti sta facendo un lavoro eccezionale, e penso che vogliano, anzi venderanno sicuramente cara la pelle anche contro una squadra che appunto è rilassata e tranquilla, ha già vinto, sa già cosa l'aspetta, però vuole concludere nel migliore dei modi la stagione. Sì, sarà sicuramente comunque una bella occasione, no? Sempre bello festeggiare alla fine, ci sarà la consegna del trofeo, poi ovviamente tutto questo farà da accessorio a quello che sarà, come hai detto tu, una partita che comunque l'Apu scenderà in campo ancora per vincere, come fatto tra l'altro settimana scorsa, no? Quando comunque a risultato già acquisito l'Apu ha portato a casa un'altra vittoria che dà continuità e che testimonia quella che è stata la leadership, no, di questa squadra poi nell'arco della stagione. Una vittoria assolutamente meritata. Tra l'altro prima della partita ci sarà anche un'altra premiazione, ed è notizia di 15 minuti fa, il fatto che coach Adriano Vertemati ha vinto il premio di coach dell'anno. Credo che insomma sicuramente un riconoscimento ampiamente meritato per un tecnico, no, che è stato capace nell'arco della stagione di costruire veramente un gruppo formidabile, che appunto ha ottenuto la vittoria di un campionato equilibrato e difficile, con addirittura due giornate d'anticipo. Quindi è un premio che insomma ritengo assolutamente meritato. Francesco, vorrei sapere anche insomma un tuo pensiero su quello che è stato l'operato di Vertemati in questa stagione. Ma è stato veramente eccezionale, un allenatore che, come ha detto anche coach Trinchieri, del quale era assistente, è riuscito solo a far prendere la targa agli avversari. Lo stesso Pedone poi aveva detto che l'aveva ingaggiato con un progetto su 3 anni per poter portare la squadra in Serie A, ed è riuscito a migliorare anche questa previsione. Ha fatto un lavoro imponendo una propria filosofia di gioco alla squadra. Si vede la traccia la sua mano sulla squadra, si vede, nonostante quelle che sono state poi anche le difficoltà che ci sono state in questa stagione, nonostante comunque come abbiamo detto, abbia vinto con merito e in anticipo. Ha fatto di necessità virtù, perché se pensiamo a come ha dovuto adeguare la squadra, che alla fine non ha mai giocato con un vero 5 di ruolo, anche se poi, come sappiamo adesso, nel basket moderno i ruoli lasciano un po' il tempo che trovano. Ma è proprio questo che ha fatto Vertemati, secondo me, quello di mostrare una pallacanestro moderna, una pallacanestro al passo con i tempi e capace veramente di adattarsi all'avversario senza mai snaturarsi. È stato un lavoro veramente eccezionale ed è un premio super meritato. Sì, super meritato alla fine, no? Nel calcio, poi come nel basket, alla fine chi vince ha sempre ragione, no? Quindi alla fine credo che al di là di tutto poi il premio per il traguardo raggiunto, per il modo in cui è stato raggiunto, sia strameritato, appunto, non meritato e basta.
per un Apu che festeggerà domenica sera alla stessa orario, sempre alle 18:30, scenderà in campo anche la Web Cividale in una partita che, se vogliamo, ha sicuramente più interessi, no, in termini di classifica, contro Orzinuovi. Una Web Cividale che ha già staccato aritmeticamente il pass per i playoff, ma che si gioca, no, ancora quelle posizioni che potrebbero garantirle uno o l'altro accoppiamento poi in vista della post season. Ricordiamo, Cividale al momento occupa il sesto posto e si sta giocando, insomma, ecco, la grafica ci viene prontamente in aiuto. Cividale con 44 punti occupa il sesto posto e può ancora, no, slittare, diciamo, tra l'alto e il basso, può ancora arrivare quarta, no? Teoricamente la Web Cividale, e può scendere allo stesso tempo al settimo posto, quindi poi in virtù di quelli che saranno i risultati, no, che matureranno nell'ultima giornata, verrà poi a delinearsi la griglia dei playoff. Ti chiedo quindi, Francesco, innanzitutto un commento su che tipo di gara ti aspetti contro Orzinuovi per la Web Cividale, e poi in seconda istanza ti chiedo di fare un punto su quello che potrebbe essere, no, la griglia playoff, e quelle che sono le tue sensazioni a riguardo. Beh, la partita che affronterà Cividale sarà assolutamente importante, appunto, come abbiamo detto, non tanto per la qualificazione ai playoff, perché quella è già stata raggiunta, ma soprattutto per ottenere anche il fattore campo, e quindi poter giocare le prime partite in casa. Cividale deve affrontarla con il massimo impegno, con la massima concentrazione, perché non sarà facile perché è l'ultima partita del campionato e chiaramente si inizia a sentire anche un po' la fatica che poi porterà nella post-season, considerando anche che Cividale comunque ha fatto un percorso abbastanza lungo anche in Coppa Italia, perché è arrivato fino in finale. Sì, secondo me una cosa importante che hai detto anche tu prima è che le partite adesso nell'ultima giornata si giocheranno tutte alla stessa ora, di conseguenza non ci sarà molto da fare ragionamenti, chi ha giocato prima, chi ha giocato dopo, vediamo cosa ha fatto quella squadra, vediamo cosa ha fatto l'altra. Bisognerà mantenere la concentrazione, la testa sul campo per 40 minuti, o sperando non per Cividale ulteriori, ma in modo da poter dare il massimo per concludere la stagione al meglio, una stagione che secondo me è stata veramente fantastica, quella di Cividale, perché ha sempre mantenuto delle posizioni di alto livello, ha dimostrato di poter battere in pratica chiunque, anche squadre che sono sulla carta molto, molto più forti, almeno come a livello di organico. E anche qui in realtà, come un po' per Udine, si vede la mano di Pillastrini. È chiaro che Pillastrini poi si porta, diciamo, la squadra da quando è nata in pratica, quindi ancora di più è riuscito a imporre la propria filosofia sia quei giocatori che ci sono da più tempo, sia dagli ultimi arrivati. Quindi sì, secondo me il bilancio di questa stagione per Cividale è assolutamente positivo e sono sicuro che potrà fare molto bene anche nei playoff. Sì, a proposito di playoff, sbilanciandoti, ti chiedo di sbilanciarti, vedi una favorita tu per questi playoff tra le formazioni che ne prenderanno parte, oppure secondo te saranno dei playoff dove i pronostici, diciamo, si faranno dire senza poi ascoltare? Beh, sì, come ho detto anche prima, ci sono delle squadre che obiettivamente hanno un roster con dei nomi importanti, però è chiaro che i nomi, soprattutto nella post-season, quando ti giochi fondamentalmente la stagione, contano poco, conta molto di più anche come uno ci arriva, la squadra come ci arriva. Abbiamo visto negli anni scorsi anche Udine che è arrivata all'appuntamento decisivo della stagione, magari con infortuni o non al meglio comunque della condizione.
Secondo me è chiaro che Rimini ha dimostrato di essere una squadra veramente molto forte e quindi io penso che una delle pretendenti all'altro posto che vale la promozione in Serie A possa essere la squadra di Dell'Agnello. Poi è chiaro, ci sono altre squadre che sono un po' outsider, un po' mine vaganti, la stessa Rieti mi viene da pensare, che è una squadra che non ci si aspettava arrivasse dove è arrivata, anche perché ha cambiato un americano in corso e quindi sì, ha subito dei cambiamenti che non l'hanno stravolta, anzi forse da quando hanno effettuato quella sostituzione hanno giocato ancora meglio. Ci sono appunto delle squadre che magari anche se non sono le favorite per vincere i playoff possono mettere in difficoltà. La stessa Cividale secondo me potrebbe essere una di quelle squadre, però per invece la conquista della massima serie secondo me Rimini potrebbe essere la favorita. Sì, chiedo adesso in regia di mostrarci quelle che sono state le parole a 2 giorni dal match dell'assistant coach Gerometta, rimanendo sempre in tema web Cividale. Andiamo a vedere dunque che cosa è stato detto appunto nel prepartita. Queste le parole: affronteremo orzi nuovi, consapevoli di giocare contro una squadra che nonostante la stagione travagliata ha saputo raccogliere vittorie importanti e ha giocatori tra i più incisivi di questo campionato. Sicuramente vorranno chiudere la loro stagione nella miglior maniera possibile davanti al loro pubblico, ma noi siamo pronti a giocare una partita importante per noi che potrebbe voler dire molto in ottica piazzamento della griglia playoff. Abbiamo poi anche le parole di Marangon, che dice: siamo molto contenti di essere riusciti a raggiungere l'obiettivo playoff con una giornata d'anticipo, ma ora il nostro obiettivo è quello di conquistare il miglior posizionamento possibile nella griglia, quindi andremo a orzi nuovi con quel mindset. Contro orzi nuovi sarà una partita combattuta, essendo comunque l'ultima della stagione regolare, nessuno vorrà terminare con una sconfitta. Quindi vediamo bene, insomma, no, come Cividale, ecco, si stia approcciando nella maniera giusta a questa ultima gara, con l'ambizione, no, dico io, di cercare poi di finire il più in alto possibile, perché l'hai detto anche tu, la stagione della web Cividale è stata sicuramente ottima fino a questo periodo, con tante vittorie tra l'altro importanti contro avversari blasonati, ma credo che la squadra non si risparmierà, no, neanche nell'ultima giornata, e cercherà di ottenere il massimo possibile per poi focalizzarsi completamente sui playoff. Quindi mi attendo, ecco, abbiamo parlato prima, no, del caso dell'Apu, anche per quanto riguarda la web, credo che comunque l'ultima giornata sarà una giornata di battaglia vera in campo. Sì, assolutamente nessuno vorrà tirarsi indietro perché un piazzamento ai playoff di un certo tipo vuol dire fare un certo tipo di percorso. Quindi la squadra arriverà carica anche sulla scia di una vittoria in casa che ha ritrovato nell'ultimo turno, dopo che Cividale aveva visto delle sconfitte e se non sbaglio era da prima della Coppa Italia che non vinceva proprio in casa. Quindi penso che anche il recupero di alcuni giocatori sia importante. Adesso Pilastrini ha tutto il roster a disposizione, che è una cosa che è un po' mancata per gran parte della stagione. Quindi Cividale potrebbe veramente arrivare nel momento clou della stagione con un organico al completo, con delle dinamiche di squadra che sono consolidate, perché chiaro ci sono delle individualità che spiccano, però Cividale ha sempre giocato un basket molto corale, molto di squadra. È chiaro che sì, appunto avere delle individualità importanti anche per le altre squadre può essere un fattore, però molto spesso se quell'individualità in quel giorno incappa in una giornata sbagliata, un'altra squadra che dal canto suo invece gioca in maniera collettiva può batterla tranquillamente. È quello che è successo molte volte a Cividale in questa stagione,
E quindi sì, io penso che non vorrà mancare l'appuntamento decisivo nel modo migliore possibile. Sì, siamo praticamente in chiusura, un piccolo punto sui dilettanti, visto che anche loro torneranno in campo dopo 2 settimane di stop, mi riferisco ai campionati dall'eccellenza alla terza categoria, che torneranno a giocare domenica, mentre per quanto riguarda la Serie D invece si procederà con la penultima giornata. Ormai una Serie D, girone C, che ha poco da dire per le nostre squadre, visto che Ciarlins Muzzano ormai è salvo da un mese almeno, il Brian Lignano ha maturato la salvezza nell'ultimo turno, il Chios invece purtroppo è retrocesso, quindi giusto in chiusura un piccolo ricordo su quelli che saranno gli appuntamenti. Domenica il Ciarlins Muzzane sarà in trasferta, sarà impegnato in trasferta contro l'Este. Il Brian Lignano invece ospiterà tra le mura amiche il Treviso, secondo in classifica, quindi un po' anche il Brian Lignano potrebbe fare da giudice nella corsa al titolo, che vede al momento impegnate il Treviso e le Dolomiti Bellunesi, che hanno 4 punti in più rispetto ai trevigiani a 2 giornate dalla fine, e che quindi potrebbero brindare, no, la promozione nel weekend. E infine il Chions, che sarà di scena a Brusaporto in provincia di Bergamo. Ricordiamolo, penultima giornata di campionato, ormai giochi già fatti per quanto riguarda gli obiettivi delle squadre friulane. Siamo in chiusura. Francesco, ti saluto e ti ringrazio per questa chiacchierata insieme. Abbiamo affrontato i vari temi d'attualità dal calcio al basket, quindi ti saluto e ti ringrazio. Ciao, grazie a te. E un saluto a tutti, ricordando che torneremo in onda lunedì con l'agenda dalle 3 alle 4, dalle 15 alle 16, come ormai siete abituati da almeno un mesetto a questa parte. Sarà effettivamente un'agenda prepartita, perché alle 18:30 poi l'Udinese scenderà in campo contro il Bologna, mentre, come abbiamo detto, domenica invece sarà tempo di basket con la Pudine pronta a festeggiare, ad alzare la coppa, e la Web Cividale che cercherà nel match contro Orzinuovi di ottenere il miglior piazzamento possibile in classifica. Un saluto a tutti e buon weekend. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale grinta e passione, Valle Talmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno